A Mogliano Veneto prende ufficialmente il via Venice Garden, il nuovo progetto di promozione territoriale che unisce 14 comuni tra il Sile e la Laguna di Venezia. La firma del protocollo d'intesa è avvenuta al Parco della Cultura Antonio Caregaro Negrin, alla presenza dei sindaci e dei comuni aderenti. Oggi si è siglato un protocollo d'intesa importante che mette assieme tre province per un territorio che ha tanto da dare dal punto di vista turistico, ma soprattutto un atto dovuto nei confronti delle tante imprese locali, dell'offerta turistica, di tanti ristoratori, albergatori, di tutte le imprese del territorio che producono qualità. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di creare una strategia condivisa per valorizzare le eccellenze di un territorio ricco di attrattive naturali, culturali ed enogastronomiche, dalle ville venete al terraglio, dai percorsi ciclopedonali lungo il Sile fino alle produzioni tipiche locali. L'obiettivo è mettere in rete risorse e competenze per rafforzare l'identità dell'area, migliorare l'accoglienza e aumentare la permanenza dei visitatori. Far diventare il turismo più organico del territorio, quindi togliere quell'allure di dormitorio di Venezia che ancora c'è in quest'area, perché questa è una parte della destinazione turistica che ha tutta una sua capacità, dignità e potenzialità che già adesso sviluppa, ma va potenziato ulteriormente. Secondo i dati emersi durante il percorso preparatorio, il territorio registra già quasi 750.000 presenze turistiche all'anno, numeri importanti che i promotori intendono consolidare attraverso nuove iniziative di promozione, comunicazione e sviluppo sostenibile. Il Veneto oggi è la regione leader sotto questo punto di vista e quindi dobbiamo riuscire ad intercettare più presenze possibili e far conoscere la bellezza, la storicità e la cultura dei nostri luoghi. Con la nascita di Venice Garden si apre dunque una nuova fase di collaborazione tra i comuni aderenti, con la volontà di fare del territorio compreso tra Treviso e Venezia una realtà sempre più attrattiva e competitiva nel panorama turistico regionale.